Buongiorno. Tanto buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Saluto anche gli operatori marittimi, se qualcuno vuole entrare c'è posto qui, ragazzi. Tenye sua mascherina e accomodeve. Mascherina e febbre. Senteve so? Temperatura. Guarda che c'è posto. Prego, faccia entrare, c'è problema. Mi raccomando, tenete la mascherina, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi. Ciao. Vieni qua, grazie. Ciao ragazzi, buongiorno. Senteve so? Boh. Allora, grazie e buongiorno a tutti, un saluto ai presenti e a coloro che sono collegati. Ne approfitto per salutare gli operatori marittimi, insomma tutti i lavoratori che sono venuti qui questa mattina e i loro rappresentanti sindacali. So che sono stati ricevuti dall'assessore Bottacin. Mi ha detto, ho letto anche la lettera, ragazzi, e io l'unica cosa che posso dire, perché capisco questa tragedia, guardate nella lettera scrivono perché senza skate non si vive e non si mangia, alla fine della lettera, no? È un'assoluta verità. C'è il tema dei 600 euro, c'è il tema della cassa integrazione. L'unica cosa che posso fare, voi sapete che non è una roba che è competenza nostra, però ne parlo volentieri col direttore dell'INPS regionale, col dottor Pone, e cercheremo di capire anche rispetto a sta Solimare cosa è accaduto, e quindi vediamo di capire se riusciamo a darvi una mano, coscienti del fatto che voi poi pagate il conto pesante del fatto che il turismo non c'è e quindi c'è meno movimentazione e tutte le difficoltà che avete. E grazie, state comodi, accomodatevi e diamo inizio. E quindi su sta roba parliamo, cerchiamo di capire se riusciamo a venirne fuori. E rispetto a ovviamente agli ospiti, lo dico, oggi vabbè, avete riconosciuto l'assessore Bottacin che è qui tutti i giorni con me. Alla mia destra c'è il vicepresidente Forcolì e alla mia sinistra c'è l'assessore Marcato. Passerei, prima di passare la parola a loro e a voi poi giornalisti che ringrazio per la presenza, a presentare il bollettino. Allora, sono esattamente 616.292 tamponi, sono 12.000 in più rispetto a ieri, 12.177 per la precisione. Le persone positive in questo rilevate fino ad ora sono 19.113, sono solo 8 in più rispetto a ieri, quindi siamo a uno 0,7 per 1000 di incidenza sui tamponi. Voi capite che il contagio sta un po' precipitando, no? Nel senso che l'incidenza del contagio sui tamponi è sotto l'1 per 1000. Vuol dire che se andiamo a una sagra e troviamo 1000 persone, forse c'è una persona che è positiva, che potrebbe essere contagiante. Prego? La battuta era scontata, effetto Gallera, prego Presidente. No, sono io sono il maestro di queste robe, gli altri discepoli. Nel senso che io faccio sempre esempi comprensibili. Perché 1 per 1000 vuol dire niente, vuol dire una persona su una piazza con 1000 persone. Isolamento, stanno scendendo ancora, ieri avevamo meno 287, oggi sono meno 63, sono 2245 persone che al momento sono in isolamento fiduciario. I ricoverati in questo momento in area non critica, ovvero i ricoverati, sono 439, calano ancora. Se voi li dividete per il numero delle province capite insomma che il dato è 7, 14, 21, 28, 35, sono una cinquantina per provincia. Le terapie intensive ci scende, bene, siamo a 36, 9 positivi e 27 negativi, di fatto noi abbiamo ancora 9 pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto. Vi ricordo che avevamo giorni nei quali c'erano centinaia di persone in terapia intensiva. I dimessi sono 3.318, ne abbiamo dimessi anche ieri 16, nelle ultime 24 ore. Totale di morti, nota dolente, 1.895 morti, 9 persone in più rispetto a ieri.
Stiamo parlando sempre di persone che hanno perso la vita, coronavirus, quindi Covid, pazienti Covid. Morti, dei quali morti in ospedale 1364. I nati, che è il dato positivo che ho sempre voluto mettere, sono 91. Poi aumenteranno verso il fine settimana, lo sapete. E considerazioni, noi abbiamo fatto, come voi sapete, siccome ci sono arrivate un sacco di richieste, ci tengo a ricordarlo subito, abbiamo pronte le linee guida, come dicevamo, per le terme, quindi farò un'ordinanza per sistemare tutta la partita del circuito termale, che per noi è un comparto e una produzione interessante per il Veneto, visto considerato che arricchisce il fatturato del turismo del Veneto, e stiamo parlando di un complesso, di un settore economico importante. E dall'altro invece le richieste che ci arrivano sono rispetto ai centri estivi. Confermo che l'apertura del 1° giugno, lo dico perché qualcuno dice ma non si è capito, noi andiamo avanti. Certo è che se il governo adottasse le linee guida che abbiamo presentato per i 0-3 anni, quindi per le scuole, diciamo gli asili nido, sempre nell'ambito delle scuole dell'infanzia, avremo la possibilità di aprire da subito anche gli 0-3 lunedì. Per cui non c'è nessuna fatica e nessuna incombenza da parte del governo, basta che ci validino le linee guida. Nella stessa situazione si trovano anche le altre regioni, magari premono un po' di meno perché non vogliono aprire lunedì, o meglio, hanno in programma di aprire l'8 giugno, che questo lo possiamo dire. Noi siamo stati i primi a aprire molte attività, tra le quali le spiagge, vi ricordo, ed altre attività, i centri sportivi, le piscine, le palestre. Adesso vogliamo partire anche con i centri estivi. Centri estivi non li vogliamo legare a aspetti burocratici. C'è qualcuno che ci dice ma qualche piscina mi dice noi saremmo pronti per i centri estivi, evitateci la burocrazia. Assolutamente sì, linee guida e basta, perché se riusciamo a mettere in piedi un network di realtà che si occupano dei minori, diamo una mano alle famiglie che sono giustamente in grossa difficoltà, cioè ingiustamente in grossa difficoltà per la vicenda delle riaperture e della mancanza dell'apertura delle scuole. Non aggiungerei altro, lascerei la parola per un giro veloce di domande, dopodiché passo la parola agli assessori e vi dico se avete domande da fare a me, se no passo agli assessori. Colleghi, la Federiva del Gaffettino, Bonet del Corriere del Veneto, si prepara alla prigione, qualcun altro? Tosato. Buongiorno Presidente, una domanda sul turismo. Ciao. A proposito dei test serologici piuttosto che test rapidi o ancora tamponi, c'è una sfida in corso tra Alto Adige e Veneto. In Alto Adige è promossa dalla provincia autonoma, mentre in Veneto dalle associazioni di categoria. Risulta che anzi la sua giunta abbia bocciato il progetto. Volevo chiederle perché è stato respinto e come valuta comunque l'iniziativa. Ma noi non bocciamo nessun progetto, ma un discorso fare i test a qualche migliaio di turisti, un discorso farlo a 70 milioni di presenze turistiche. Voi capite che i numeri del Veneto non sono, è come avere una trattoria e avere una mensa pubblica dove ci transitano un sacco di persone. Cioè la possibilità di fare il test a tutti i turisti è praticamente impossibile farlo dal punto di vista proprio pratico, logistico. Si parla di personale però in Veneto, lo faranno gli addetti, gli alberghi, ristorazioni e negozi. Per il personale noi non è che abbiamo bocciato, ci abbiamo fatto questa proposta, la stiamo valutando con tutta una serie di perplessità, perché se arrivasse qualcuno che giustamente se ne intende di test, dice bene, hai fatto la foto un mese fa e a cosa mi serve a me la foto un mese fa? A niente, perché è un'istantanea, voi sapete che il test è un'istantanea, semplicemente per questo. Anzi, merito agli albergatori che si preoccupano di questo, ma noi stiamo lavorando comunque per un progetto di regione Covid free, anche perché lo possiamo dire a pieno titolo con questi indicatori sanitari. Però vorrei dire che noi non è che ce l'abbiamo contro chi fa i test, dico che è giusto e corretto dire che quando ti arriva il turista ti può dire bene, hai fatto i test a tutti, quando? 6 giorni fa, un mese fa, e allora? Ragazzi, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, Cioè il test purtroppo ha questo limite. Ma di certo bisogna ragionare sul tuo discorso del Covid free, ci stiamo lavorando e penso che passi attraverso tutta una serie di prerogative, non ultima quella di un grande servizio sanitario da garantire ai cittadini.
perché ricordo che ormai è tutto il mondo in pandemia, quindi arrivano cittadini da paesi nei quali comunque il virus c'è stato. Bone. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Per quel che mi riguarda, elezioni. Ormai è una melina incredibile, cioè si litiga sulla settimana, non più sul mese, anche ieri. Sulle ore fanno fiera. Sì, esatto, si conclude con un nulla di fatto anche ieri, oggi da nuovo presentata come giornata decisiva. Mi interessa il dato politico, cioè di fatto anche Fratelli d'Italia e Forza Italia sembrano adesso premere addirittura per andare più in là, ottobre, novembre. Una sua opinione su questo, grazie. Ma io penso che sia, come si può dire, legittimo che tutte le forze politiche esprimano tramite le loro segreterie come si può dire, il loro intendimento e il loro desiderato rispetto alla convocazione delle urne. Di mezzo ci sono le campagne elettorali ed è logico che un segretario politico di destra, di sinistra, di su, di giù si ponga la questione. È grave invece che ci sia qualcuno che non vuole andare a votare in questo paese. Questo è più grave. Cioè, vi ricordo che se noi ragioniamo in maniera proprio giuridica, ad oggi agli atti c'è una legge che deve essere convertita, che parla di una finestra che comunque interessa l'autunno-inverno 2020, si va fino, se non ricordo male, a dicembre, e ricordo anche che c'è nel testo della legge, che deve essere convertita, quindi il decreto legge, già la previsione che se ci dovesse essere il virus si andrà al 2021, cioè si salterà un anno di elezioni, cioè vuol dire sindaci prorogati per un anno, governatori prorogati per un anno, se a voi sembra normale. La Corea ha votato in aprile e ha avuto insomma una massacrata molto più pesante della nostra, la Francia andrà a votare in giugno, da noi si dice che il 26 luglio non si può andare a votare, ma neanche il 2 di agosto. Oh, ne prendiamo atto. Io non la sapevo questa cosa, cioè c'è una clausola specifica che Non c'è una clausola, però se leggete bene il testo, si risalta un altro il anno. testo ha già, diciamo, io l'ho chiamata clausola ma è improprio, ha già nel testo, diciamo, la salvaguardia inserita. Ovviamente adesso stiamo discutendo della modifica del testo che era stato modificato per trovare una data, cioè per identificare una data in virtù del fatto che chiedendo il parere su nostra pressione dei governatori al comitato tecnico scientifico, il comitato si è espresso, ha detto fatele entro settembre, non ha più scritto a luglio non si possono fare, ha detto fatele entro settembre, ha dato ragione a noi. Poi di che mi fermo qui, guardate, ho trovato assolutamente poco corretto che si sia detto che l'accordo sulla data sia stato trovato cioè sia stato fatto con l'assenso delle regioni. Ha fatto bene la conferenza, quindi il presidente Bonaccini e Totti, per nome della conferenza, a replicare dicendo che le regioni non hanno mai dato l'ok sulla data. Vado? Prego. Allora, Prigioni e poi Cosato e poi Fois. Buongiorno a tutti. Ciao. Sull'ambito del test sierologico, la Regione Lazio sta adottando questo sistema del servizio pubblico a 15 euro a test per tutti, anche per rispondere a quel problema che sta avendo la Croce Rossa, che non riesce a trovare volontari per il SAL test dei 150.000 per vedere quanto si è diffuso il virus in Italia. Il 60% dei 150.000 per adesso, per le prime chiamate, rispondere di no è un po' così titubante. La Regione Veneto sta pensando a qualcosa. Ma nessuno ci ha contattato e comunque sono convinto che i veneti, se vogliono, ne diamo noi 150.000 prelievi. I veneti si mettono in fila, non hanno problemi. I veneti sanno cos'è la solidarietà, il volontariato. Siamo la prima regione per donazione di sangue, di organi. Guardate, noi non abbiamo avuto neanche problemi con il discorso della chiamata alle armi per il plasma e quindi per la banca del plasma. Da noi si risparmierebbero i soldi se il tema è trovare i volontari che si fanno fare il prelievo. Per quanto riguarda il test serologico col servizio pubblico a un prezzo 15 euro. Ma guarda, scusami, ma io non so nulla di questa iniziativa. Leggevo sui giornali che la Regione Lazio. Lo dico da addetto ai lavori, mi permetto di dire, se noi facessimo il test serologico a 15 euro non riusciremmo a farlo perché ci sarebbero 5 milioni di veneti che chiedono di fare il test serologico. Fatto il test serologico, scusatemi se lo ridico, cosa ci dice il test? Ci dice se hai gli anticorpi o non ce li hai, ti toglie la curiosità e basta. E quando ti trova gli anticorpi ti dice facciamo anche un tampone per capire se sono anticorpi di una reazione con un virus vivo in corpo o se è roba vecchia.
Bene, finita tutta sta roba, che giustamente scopri qualche contagiato, finita tutta sta roba, il giorno dopo bisognerebbe riniziare. Cioè la cosa che non riesco a trasmettere nella comunicazione è che è un'istantanea. Cioè dopo un istante tutti nella foto si sono mossi. Quindi facciamo l'anno zero dei test, dopo un istante bisogna rifarli a tutti perché chiunque può essersi ricontagiato o quant'altro. Sì, ci aiuta a isolare eventuali focolai, ma non vuol dire che non ci sia qualcuno che sviluppa l'anticorpo che magari il giorno che si è fatto il test si era appena contagiato e quindi gli anticorpi non ce li ha mossi. Tosato e poi Fonis. Buongiorno Presidente. Buongiorno. A proposito di voto e di campagna elettorale, la capogruppo della socialista del Consiglio regionale, Silvia Rizzolo, stamattina ha fatto un comunicato dicendo il candidato del centro-sinistra Lorenzoni ha abdicato, ha rinunciato, perché evidentemente non si sente in grado, eccetera, eccetera, citando una dichiarazione di Lorenzoni ad una emittente locale. Lo stesso Lorenzoni poi ha smentito la cosa, la circostanza, quindi ha detto che non si ritira, è stato frainteso, però ha specificato un dettaglio, cioè ha detto che la battuta che ha creato l'equivoco è stata: certamente se lo sfidante di Zaia fosse il professor Andrea Crisanti, allora farei un passo indietro. Come sono i suoi rapporti attuali con Andrea Crisanti? Ottimi, chiedetelo a lui. Non so che rapporti abbia Lorenzoni, però. E altre domande? Fonis. In effetti, siccome buongiorno Ciao. Presidente, siccome la televisione locale era la nostra, era Antena 3, io volevo chiedere questo. Abbiamo giusto merito. Ma io vi rimando... Perché addirittura abbiamo sentito che si è parlato addirittura in Consiglio regionale, comunque ci sono stati degli interventi in cui si citava il candidato Crisanti. No, guardate, io vi rimando al video dell'assessore Marcato che è molto lineare. No, ho visto un video stamattina. Ma lui è qui oggi per parlare di altre robe. Prego. Ha postato un video, andatelo a vedere. L'ho visto anch'io, l'ho visto mezz'ora fa. Non sapevo neanche. Allora ragazzi, se le domande al Presidente... No, c'era. Scusa prima, ma non ti vedevo. Te che ha messo su un cantone. No, è che il collega È il distanziamento. sì, lei ha accennato prima il progetto di regione Covid free. Può entrare un po' nel merito di che cosa vuol dire? Sì, guarda, te lo dico velocemente, stiamo ragionando anche a livello territoriale. Noi abbiamo capito che sicuramente da un punto di vista psicologico il test è un buon deterrente, però da un punto di vista epidemiologico, ripeto, ti dà una foto, considerate che una stagione dura 3 mesi, cioè il focolaio bisogna identificarlo. Allora stiamo pensando che tutta una serie di misure, no? Il tracciare i contatti, aumentare la potenzialità del nostro portale, del nostro cruscotto di biosorveglianza, il tema degli isolamenti e tutte queste robe ci diano in maniera geolocalizzata tutto quello che sta accadendo nel territorio. A questo ci mettiamo i servizi sanitari, le microbiologie iniziando dal laboratorio professor Crisanti a tutto quello che è la sanità e dire noi siamo in grado di certificare che questa è una regione covid free, cioè significa che è una regione che ha in mano la situazione. Questa è l'idea. Cioè dire che fare il test a tutti e siamo a posto per 3 mesi di stagione la vedo molto limitante sta roba. Ovviamente potremmo metterci anche il test istantaneo, adesso sembra ne arrivino di nuovi ancora più performanti a disposizione degli operatori, però, e poi tutto il tema delle linee guida, guardate, è fondamentale anche comunicarle ai turisti. I turisti devono sapere che se vengono qui noi siamo organizzati e rispettosi per mettere in sicurezza, e più messi sono in sicurezza meno il virus circola, quindi si spompa, no? Se ne va, è inevitabile. Questa è l'idea del covid free, Cioè, una serie di misure. una serie di misure, l'incrocio dei dati in tempo reale. Brava. Questo è quindi tutto un lavoro anche con le nuove tecnologie che state già facendo. Certo. Che già è illuminato. Sì, implementandole. Abbiamo il cruscotto della biosorveglianza. Anche per chiarire un'altra cosa, perché avendo seguito non tutte le sue conferenze stampa
abbastanza. Nella comunicazione aveva dato all'inizio molto peso su quelli, forse perché era anche l'emergenza che era in quel momento, su alcune misure, compresi prima i tamponi e poi il test. Un po' alla volta questo sta venendo meno, perché sta venendo meno il virus. Sì. No, ma si continuano a fare. Sì, ma infatti guardate, abbiamo fatto 12.000 anche oggi. Noi abbiamo un piano di sanità pubblica che già identifica le categorie dei tamponi. Cioè noi sappiamo che il tampone va fatto sul sintomatico, sui contatti stretti e poi si allarga sempre di più, poi è inevitabile. E quindi se c'è una persona si faranno subito i familiari, subito gli ultimi contatti che ha avuto, si identifica il focolaio in base alle ultime linee guida. Il focolaio è dato da 2 persone che vivono in un contesto territoriale diciamo ravvicinato, che sono la stessa casa o lo stesso quartiere, e noi abbiamo la georeferenziazione dei positivi, diciamo i famosi 2450 in isolamento sono tutti georeferenziati, quindi noi vediamo i puntini, se sono puntini da focolaio, se sono negativi messi in isolamento o quant'altro. Ma il tampone è la base, anche perché voglio ricordare che ad oggi l'unica modalità dal punto di vista giuridico per la diagnosi è il tampone, cioè la diagnosi noi la dobbiamo fare con il tampone per legge, non c'è alternativa in questo momento. Ma collegato a questo c'è sia l'incrocio dei dati, poi c'è la comunicazione dei dati, ma immagino i turisti che vengano a Jesolo se e quando torneranno numerosi, deve arrivare fino a loro, quindi anche lì ci state direttamente, direttamente in via digitale nelle strutture. E soprattutto qual è il tema che diciamo? Cioè noi diciamo Covid free, per noi significa che tu vieni e ti accorgi che qui c'è una gestione del territorio, cioè non trovi un carnaio in spiaggia in deregulation, ma trovi delle regole, quindi anche questo è fondamentale come comunicazione, capire che abbiamo messo le distanze, che abbiamo gli accorgimenti, la disinfezione, la sanificazione, poi lo vedranno nei buffet, nei ristoranti, dappertutto insomma. Prego. Non c'entra lei, c'entra più il Consiglio regionale, mi rendo conto, però visto che sembra oggetto adesso di comprendere, è stato proposto il Leone del Veneto a Crisanti dal consigliere Guadagnico. Ma guardate, io non entro in questa, cioè, anche perché se dico di sì e non avrei motivo di non dirlo, ve lo dico sinceramente, cioè viene fuori polemica. Se dico di no, viene fuori polemica, è una prerogativa del Consiglio. E lo dico al punto tale che a me mai è stato chiesto un parere, scrivetelo, io non ho mai espresso pareri, tant'è vero che ho sempre avuto, l'ho considerata una roba sacra del Consiglio regionale, e se andate a controllare non sono neanche mai andato alla consegna, perché è un'iniziativa del Consiglio, nel rispetto del Presidente e dei consiglieri non ho mai espresso considerazioni, punto. L'unica roba che ho detto in tutta questa vicenda è che il paese di Vo, a quei bambini, a quella popolazione, ne ho parlato anche col Capo dello Stato, posso confermarvelo, e vi dico che su Vo una riflessione io la farei su quella comunità, l'unica comunità che si è fatta una quarantena vera, anzi se ne è fatta più di una, perché si è fatta quella da sola e quella con tutti. Bene, allora se non ci sono altre domande per il Presidente proseguiamo con... Allora volevo dirvi, oggi è una giornata speciale ed è la sede giusta per parlare di questi temi. Come vedete c'è presente il vicepresidente Forcolin, l'assessore Marcato. Passerò la parola prima all'assessore Marcato e poi per le conclusioni all'assessore Forcolin, quindi rispettivamente attività produttive e bilancio. Oggi noi diciamo i veneti, è una domanda ricorrente, no? Ma cosa state facendo per le attività produttive? Vi ricordo che noi stiamo perdendo circa 65.000 posti di lavoro, 35.000 almeno sono del comparto turistico, siamo in una fase di recessione, cioè diciamo importante e di difficoltà, c'è il tema delle casse integrazioni, stiamo parlando di un Veneto che ha 600.000 partite IVA, che ha un PIL di 160 miliardi di euro, che contribuisce a livello nazionale con almeno 15 miliardi di residuo fiscale all'anno. In tutto questo contesto oggi vi verrà presentato un progetto che di risorse proprie e di leva economica cuba circa 1,5 miliardi di euro, 1,4 miliardi, 1,5 miliardi, cioè la movimentazione della massa di risorse sulle imprese, che significano per noi
non come dice qualcuno, Zai aiuta gli imprenditori, no, Zai aiuta il mondo economico, perché dietro l'impresa ci sono i lavoratori, c'è occupazione e ci sono famiglie che devono essere sfamate. Quindi passo la parola, c'è anche un video fra l'altro, l'assessore Marcato e poi direi Forcolin, poi fate le domande, sono a vostra disposizione gli assessori. Prego. Assessore, vuoi partire subito col video oppure vuoi parlare prima? Lei è l'esperto come Allora, facciamo partire subito il video, Danila, e poi parliamo. Iniziamo un attimo, avere un secondo. parlare un secondo? Sì, lo scampo, no? Ecco. No, ho sentito che lei aveva già anticipato il discorso del Solemar e della cassa integrazione. Siamo preoccupati anche noi perché noi invece siamo lavoratori stagionali che non hanno percepito. Sì, non vi ho citato, ma so che siete anche stagionali. Non abbiamo iniziato praticamente il contratto di lavoro quest'anno, quindi siamo praticamente disoccupati a tutti gli effetti. E il rischio vero che volevamo far capire è che probabilmente anche riusciranno qualche attività si riaprirà, però non ci sarà lavoro per tutti, perché noi probabilmente allungheremo la prossima stagione, sarà a marzo del 2021, e quindi volevamo sapere o avere un consiglio su come poterci muovere per poter avere un contatto con qualcuno, con l'Ips o con il paese. Guarda, io posso siamo rimasti senza copertura e senza ammortizzatori sociali, praticamente noi sostenevamo della NASPI, però in questo momento è terminata quasi per tutti. Quindi da ora fino alla primavera del 2021 siamo teoricamente senza una lira. Allora guarda, io farei così, parlo io personalmente con il Vince e poi vi farei fare un incontro con l'assessore Donazzani che si occupa. Abbiamo chiesto anche all'assessore. Ma vi faccio fare un incontro e così esponete tutto il tema e vediamo di capire se riusciamo a darne una mano in qualche maniera. Perché voi venite presi in carico in che mese di solito? Noi di solito facciamo aprile, ottobre. E poi c'è il problema. Dopo c'è la disoccupazione nel resto del tempo. Solo quest'anno. Il problema è che non veniamo neanche riconosciuti i lavoratori stagionali perché non finiamo i 7 mesi, ma magari c'è chi ha lavorato per mesi in più. Tutte delle problematiche sono per quanto riguarda il nostro comparto avvenente. Io non sono un esperto di queste robe, certo, però vi faccio fare l'incontro con l'assessore che si occupa solo di queste robe e dopo vediamo. Grazie. Grazie mille. Grazie Presidente. Prego. Buon lavoro. Buon lavoro. No, a voi. Presidente. Prego. E grazie per tutto quello che finora ha fatto comunque. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Grazie. Andiamo, sì. È ora che la musica ricominci. È ora di riaprire le strade, accendere le luci. È ora di le macchine e ritornare a noi. È ora di costruire qualcosa di nuovo. È ora di sostenere la ricerca. È ora di mangiare con qualcuno. È ora di prendersi nuovamente cura di noi. È ora di comprare quel vestito a cui avevamo rinunciato. È ora di sentirsi vivi. È ora che non vedevamo più. Ora, Veneto. Il piano di interventi economici per traghettare il Veneto verso la ripresa. Il Veneto che parla, il futuro, è ora. Bene. Ovviamente il video vi verrà mandato fra brevissimo. Grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio in primis il Presidente per l'ospitalità. Allora, innanzitutto brevemente un approccio metodologico, nel senso che vi invito davvero a non paragonare il nostro piano di investimenti con altre situazioni e in particolare mi rivolgo a regioni a statuto autonomo dove sappiamo le risorse essere di diversa natura rispetto a quelle a statuto ordinario o a regioni dove ahimè non sono stati usati i fondi comunitari che in realtà erano stati messi in disponibilità per lo sviluppo economico e che oggi queste regioni che avrebbero dovuto usarli in maniera massiccia per il tessuto produttivo oggi li stanno dando a pioggia a fondo perduto. Non l'hanno fatto prima, lo fanno oggi a fondo perduto. Oppure
paragonare il nostro piano con altri piani dove io personalmente sono andato a leggermeli tutti. Per il rilancio anti-Covid hanno messo la sommatoria del triennale delle opere pubbliche o la sommatoria del triennale degli investimenti per il trasporto, eccetera, 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 sviluppando su carta miliardi di miliardi di miliardi di miliardi. No, questo lo dico perché allora noi basterebbe mettere la pedemontana e saremo i più fighi del mondo. Ecco, invece noi abbiamo voluto presentare oggi un piano vero, di risorse vere che andranno alle nostre imprese, e il nostro piano ha anche l'ambizione di essere un piano chirurgico, cioè che va a intercettare le aree di difficoltà maggiore, e quindi in primis tutte le aziende che sono state costrette alla chiusura da un decreto del governo. Ecco, tra l'altro questo piano nasce dalla collaborazione strettissima che abbiamo avuto con le categorie economiche, con Unioncamere, con i sindacati, con la CGIA di Mestre. Cioè questo è un piano che nasce da un'esigenza precisa del territorio, e noi con le risorse che siamo riusciti a mettere in campo diamo sfogo a tutta questa serie di richieste che il territorio ci ha fatto. Ricordo anche che c'è stato tutto un lavoro fatto in commissione, quella nazionale attività produttive, che poi era, come dire, quella preparatoria per la conferenza Stato-Regioni, dove noi abbiamo portato delle proposte che sono diventate poi patrimonio comune, lo stesso superamento dei codici Ateco, le linee guida che il Presidente da subito ha cercato di formulare e poi presentato, superando quelle dell'INEI che non avrebbero concesso l'apertura a ristoranti e bar. Questo lo sapete benissimo anche voi. Siamo stati praticamente gli unici ad accorgersi che esistevano gli ambulanti, che esistevano i servizi alla persona, parrucchieri, estetiste, barbieri, che stavano davvero rischiando di non aprire più. Abbiamo portato a livello nazionale il tema delle fiere, il mondo della notte, tutta quella gente che lavora nelle discoteche, con i concerti, ecco, tutta questa pletora di persone che probabilmente non lavoreranno nemmeno quest'anno. Ecco, noi l'abbiamo portata all'attenzione nazionale, e quindi insomma il piano non è solo, come dire, l'elemento tecnico delle risorse che vengono distribuite, ma c'è tutto questo lavoro fatto a fianco dei nostri imprenditori, dei nostri artigiani, e quindi voglio anche approfittare di questo momento per ringraziare tutte le categorie economiche che in maniera responsabile hanno lavorato al nostro fianco, i sindacati, la CGIA di Mestre, Unioncamere, e anche il mio staff capitanato dalla dottoressa Di Tadi e i dirigenti, iniziare da Trapani, l'avvocato Vidotti, la dottoressa Stefanutto, che assieme ai loro collaboratori in 3 mesi non si sono mai tirati indietro per elaborare questo piano di intervento che io trovo davvero importante. Andiamo pure alle slide, poi ovviamente queste vi verranno consegnate, quindi non serve che prendiate appunti. Obiettivi del piano interventi: supporto ai settori produttivi più colpiti con contributi e a fondo perduto e finanziamenti agevolati, effetto moltiplicatore per stimolare le attività economiche, misure complementari per attirare risorse statali, comunitarie e private. Scusa Assessore, come metodo noi dietro non possiamo vederle queste slide? Le slide dovremmo averle, sì. Sì, oppure ve le consegniamo direttamente, così le seguiamo insieme. Sì. No, ce l'hanno a casa più che altro problemi. Ma non lo vedono da casa. Cioè nel video non lo vedono. Vedono la luce. Le proiettiamo allora? Perché non si vedrà tanto. I destinatari ovviamente sono le PMI, che come voi ben sapete rappresentano l'ossatura portante della nostra economia. Ricordo che il 97% delle imprese venete ha meno di 10 dipendenti. Questa è l'ossatura imprenditoriale nostra. Piccole e medie imprese, industria, commercio, artigianato, liberi professionisti. Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, altre misure.
Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, cioè risorse che noi daremo direttamente alle nostre attività, sono 110 milioni di euro. Abbiamo il primo bando supporto alla liquidità, sono 20 milioni di euro, questo partirà nella prima metà di giugno e qui verranno dati ai settori più colpiti, e sono quelli che sono rimasti chiusi per il lockdown, daremo risorse a fondo perduto che vanno da 2.000 a 3.700 euro. Supporto investimenti per il commercio, 9 milioni di euro, contributi in conto capitale per i distretti del commercio, qui arriviamo fino a 250.000 euro. Per i luoghi del commercio invece, questa è un'iniziativa nostra dove abbiamo proprio individuato questi famosi luoghi del commercio e qui arriviamo a dare fino a un massimo di 7.000 euro ad attività. Contributi per la digitalizzazione e il passaggio generazionale, 3 milioni di euro. Per le imprese artigiane e qui verranno dati massimo 34.500 euro. Rifinanziamento contributo investimenti, 12 milioni di euro. Queste sono per le imprese, visto che ha funzionato ed è una delle cose buone che aveva fatto anche il governo precedente, per l'industria 4.0 e qui andiamo da 18.000 a 150.000 euro per impresa. Sostegno alle PMI per l'emergenza, ecco questo è frutto del progetto di legge che poi è diventato norma, che abbiamo portato in Consiglio regionale, ovviamente gestito dal vicepresidente Forcolin. Qui abbiamo messo 47 milioni di euro che noi gestiremo anche in collaborazione con le Camere di Commercio e sarà una sorta di tesoretto che andremo a declinare a seconda delle esigenze territoriali che vedremo mano a mano. Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo in ottica anti-Covid, ecco, di questo sono particolarmente fiero. Qua parliamo delle reti innovative regionali. Voi sapete che noi abbiamo adottato questo sistema unico in Italia che adesso anche le altre regioni stanno adottando. Uno dei problemi grossi del mondo dell'economia è quello della distanza fra mondo della ricerca e mondo dell'impresa. Noi attraverso le reti innovative regionali abbiamo linkato questi due mondi. Abbiamo messo nel corso degli ultimi 2 anni molte risorse le hanno messe le imprese e grazie a queste risorse noi abbiamo strutturato laboratori e centri di ricerca che hanno davvero dato fuoco a tutta la ricerca e innovazione di cui le nostre aziende abbisognavano. Tenete conto che le nostre imprese, pur essendo piccolissime, hanno una capacità di fare ricerca e innovazione che è straordinaria. Le reti innovative regionali, noi abbiamo detto loro, facciamo uno sforzo, vi diamo 20 milioni di euro purché voi adesso però tutti questi progetti siano riconvertiti in chiave anti-Covid. Devo dirvi, e magari faremo un punto su questo, che stanno presentando dei progetti straordinari e stanno immaginando un mondo dopo il Covid-19, in modo tale da attrezzare le nostre imprese, per esempio, ad avere una velocità nettamente superiore a quella che abbiamo oggi di riconversione di fronte a eventuali crisi che possono esserci. E qui sono 20 milioni di euro. Per quanto riguarda poi i finanziamenti agevolati, un provvedimento l'abbiamo già adottato, microcredito a costo zero, 30 milioni di euro e sono finanziamenti a medio termine da 5 a 50 mila euro, ovviamente sempre dedicati alle PMI. Sempre con la norma che è stata approvata nel Consiglio di una settimana fa, abbiamo riconvertito 120 milioni che sono a disposizione di Veneto Sviluppo per fare credito e questi svilupperanno ulteriori 120 milioni delle banche, quindi stiamo parlando di 240 milioni. Per quanto riguarda invece le garanzie, abbiamo messo 35 milioni di riassicurazioni che consentono di fare prestiti medi di 50.000 euro per facilitare l'accesso al credito. Ecco, a differenza dei provvedimenti presi dal governo, i nostri prestiti, questi in particolare dei 50.000 euro, voglio sottolineare che sono a tasso zero e a costo zero per l'impresa.
Garanzie di portafoglio 25 milioni di euro, questi vengono fatti in collaborazione con il Mise per finanziamenti fino a 250 mila euro. Questo è un provvedimento ovviamente per le aziende medio-grandi. Ah, mi scusi. Io non sono abituato come il Presidente. No, mi è arrivato un messaggio da fuori, mi ha detto fermalo. Fermalo. Era il Presidente che mi dice fa presto. Adesso voi dite, mettete nei panni, vai. Sempre nel progetto complessivo, al di là delle risorse, abbiamo poi stiamo mettendo in campo il tavolo che verrà convocato la settimana prossima della zona logistica semplificata che riguarda Porto Marghera e il Polesine. Voi sapete che grazie a una pressione che abbiamo fatto noi assieme a Confindustria di Venezia siamo riusciti ad avere anche noi finalmente la zona logistica speciale che era dedicata fino a prima solo alle regioni del sud, e grazie a questa zona noi diventeremo attrattori di risorse straordinarie da parte dell'Europa, che verranno tutte investite in Porto Marghera, nell'area di Porto Marghera e nel Polesine, che sono fra le due aree più difficili da un punto di vista economico. Da subito abbiamo dotato attraverso un provvedimento di giunta, abbiamo fatto una moratoria anche per Veneto Sviluppo, e quindi c'era la possibilità di dilazionare i crediti, come era successo per le banche classiche, diciamo così, quindi abbiamo fatto subito l'addendum. Fondo di crescita sostenibile, qui c'è una collaborazione con il Mise per progetti, e vi devo dire che sono arrivati progetti meravigliosi anche per aziende di grosse dimensioni, e noi abbiamo messo qui delle risorse importanti, e altre continueremo a metterle. Sempre sulla scorta della richiesta delle categorie economiche, abbiamo su mia proposta in Commissione Attività Produttive, io ho proposto che i saldi venissero spostati al 1° di agosto, così è stato, e abbiamo tolto anche il vincolo di non fare promozioni nei 30 giorni antecedenti il 1° di agosto. Allora, i numeri complessivi di questa manovra regionale, chiamiamola così, sono 320 milioni di euro di bilancio regionale. No, questo lo dico perché siccome qualcuno di voi, senza fare nomi, ma mi mandava i messaggini scrivendo: il Piemonte ha messo 100 milioni, la Lombardia ha messo 150 milioni ecco, noi 320, tanto perché sia chiaro. 270 milioni di euro sono le risorse che vengono attivate da terzi, quindi banche, imprese e governo. Complessivamente la potenza di fuoco sprigionabile con queste risorse è di 1 miliardo e 400 milioni di euro. In tutto sono 13.000 le imprese coinvolte. Io mi fermo qui. Grazie. Prima delle domande sentiamo il vicepresidente, e poi entrambi sono a disposizione per le domande. Scambiatevi il posto. Ma che mascherina ha? Caro mio. Con questa ti puoi andare in Vietnam, qualsiasi parte. Sì, buongiorno a tutti, grazie Presidente per l'opportunità, appunto assieme al collega, di sviscerare quelle che sono, come ha detto Roberto, un po' le manovre e le attività che abbiamo fatto in questi mesi, perché se è vero che vi era un'emergenza sanitaria, si è partiti da subito su quel tema invece economico, che oggi sta diventando fondamentale per poter mettere in moto delle risposte importanti al mondo dell'impresa. I numeri li ha già detti Roberto, ma noi siamo partiti da subito con una prima variazione di bilancio, l'avete visto e l'avete già scritto, che era quella abbinata alla sanità e che toccava anche l'aspetto del sociale, quindi quel famoso maxi emendamento per aiutare le scuole paritarie, piuttosto che il sostegno agli affitti, piuttosto che le rette delle case di riposo, piuttosto che appunto tutti quegli aspetti che toccano le famiglie in difficoltà e che erano paralleli e affiancati al tema sanitario. E quindi questa è stata la prima variazione di bilancio. Abbiamo poi subito portato una seconda variazione di bilancio, che era quella di assegnare a Veneto Sviluppo quelle risorse che Roberto ha poc'anzi evidenziato e esplicitato appunto su quelle che sono poi le manovre concrete,
perché per chi non lo sapesse noi avevamo reintroitato nel bilancio regionale le somme a disposizione di Veneto Sviluppo perché vi era una gara da indire, ovviamente con uno spartiacque che era quello del 6 luglio, entro il quale dovevamo appunto assegnare questi fondi. Abbiamo optato in una situazione di emergenza a una proroga, ovviamente a Veneto Sviluppo, quella che abbiamo approvato la scorsa settimana in Consiglio regionale, in modo tale da poter considerare e ottimizzare quel know-how fondamentale che oggi ha Veneto Sviluppo, con un termine che è quello del 31/12/2021 per mettere in piedi questa macchina importante, quei numeri che diceva Roberto, e che svilupperà un effetto volano di 1 miliardo e 400 milioni, ma sono 200 i milioni che abbiamo assegnato praticamente dai rientri fondi POR a Veneto Sviluppo, e 120 erano quelli che avevamo appunto accantonato, quindi stiamo parlando di circa 200 milioni di euro. Abbiamo fatto quel maxi emendamento e abbiamo messo le risorse, come vi dicevo prima, sulle emergenze sociali, mettendo anche quelle risorse per la CIG, la cassa integrazione in deroga, per esempio, per tutti quei lavoratori che erano fuori dalla norma nazionale, penso a tutto il mondo delle IPAB che non era stato considerato dalla norma nazionale. Abbiamo messo 7 milioni di euro. Poi abbiamo rimodulato, e questo è un lavoro che stanno facendo, e qui ringrazio il dottor Masullo assieme al dottor Santo Romano, Trapani e la sua struttura, la rimodulazione di quelli che sono le risorse dei fondi europei, perché oggi la nave deve essere portata in porto secondo quelle che sono le esigenze e le urgenze che abbiamo in questi mesi. Quindi alcune mission, alcuni orientamenti e programmazioni che erano rivolti ai POR FESR piuttosto che all'FSE, il Fondo Sociale Europeo, oggi si stanno spostando verso il collega marcato per il mondo dell'impresa, stiamo parlando di 30 milioni di euro circa, altri 32 milioni sono sostegno alla famiglia e ammortizzatori sociali, quindi è assolutamente importante, oltre che alla sanità e al Covid per altri 12 milioni. Quindi queste tre cifre che vi ho dato, 32, 30 e 12, fanno 74 milioni che sono stati rimodulati dai fondi europei in base alle effettive esigenze. Stiamo lavorando per implementare questi fondi in modo tale da aiutare soprattutto il mondo del sociale, perché è stato toccato il mondo dell'impresa, ma avremmo sicuramente nei prossimi mesi l'esigenza di dare una mano a quei lavoratori che per esempio erano qua prima con noi e che non sono stati toccati oggi dalla manovra nazionale e dal decreto che è in conversione. E ricordiamo che se non hanno il lavoro stagionale non hanno neppure l'assegno di disoccupazione di fine stagione, e quindi nell'ambito familiare è un peso importante che vogliamo poter aiutare o comunque contribuire ad aiutare. Per cui stiamo lavorando assieme appunto al dottor Trapani e al dottor Masullo per implementare quella rimodulazione dei fondi, e che potrebbero arrivare anche a 150-200 milioni. Questa è una partita che stiamo seguendo sul tavolo romano nella conversione del decreto, vi dicevo, perché ci sia data contezza ovviamente al mondo regioni, e soprattutto regioni a statuto ordinario, che questi fondi ci siano e siano a disposizione, ma soprattutto abbiano norme più celeri e più facili dal punto di vista appunto dell'operatività, e quindi legate all'emergenza Covid, e quindi anche in modo straordinario utilizzati proprio per questo aspetto. Quindi se pensiamo che siamo solo al mese di maggio, ma abbiamo approvato il bilancio di previsione, qua dobbiamo dire che il Presidente è sempre molto attento e accorto sul sollecitare la Giunta e il sottoscritto di portarlo per tempo, oggi più che mai è un dato azzeccato, perché pensate se fossimo in una situazione di un bilancio di previsione appena adottato o addirittura in 12esimi in una fase così delicata saremmo veramente messi male. Invece a maggio abbiamo già apportato 2 variazioni di bilancio e stiamo attendendo nel mese di luglio per fare già l'assestamento di bilancio. Capite bene che in una situazione emergenziale questo bilancio va rimodulato di mese in mese. Non è un bilancio di previsione come magari nell'ordinarietà può durare 6 mesi, un anno e gli fai piccoli accorgimenti. Qua di mese in mese interveniamo in giunta con delle variazioni e spostiamo la barra a seconda delle necessità, e quindi su questo stiamo lavorando con assoluta celerità e cerchiamo di ottimizzare appunto quelle risorse che oggi il collega Marcato ha così esplicitato, che toccano il mondo dell'impresa, ma non appunto sottacciamo e non sottovalutiamo quell'aspetto invece sociale del mondo delle famiglie che è altrettanto importante. Grazie. Allora, un suggerimento operativo: vi mettete a fianco del microfono così i colleghi possono variabilmente fare le domande senza che vi dovete spostare tutte le volte. Il primo occhio al droplet, la prima domanda a Tosato che si era prenotata. Emiliano Bona Federiva. Allora, buongiorno assessore. Domanda per Tina.
Dite per chi volete la domanda. Sì, era una domanda dall'assessore Marcato. Allora, siccome in questi mesi siamo bombardati da annunci anche governativi di grandi somme, di grandi stanziamenti che poi faticano a tradursi, prima abbiamo sentito la voce dei lavoratori che sono in cassa integrazione da marzo, non hanno ancora ricevuto un euro. Allora, io ho due domande per l'assessore Marcato. Una, ci sono quali procedure dovranno seguire le imprese che vogliono ad esempio attingere contributi a fondo perduto? Perché molte di queste imprese si sono già scontrate con difficoltà bancarie, sono andate in banca convinte di poter attingere ai prestiti garantiti dallo Stato e in molti casi non hanno ricevuto neanche un centesimo. Secondo, vorrei che mi spiegasse con quali criteri proprio di calcolo prevede che questi stanziamenti favoriranno ulteriori finanziamenti per 1 miliardo e 400 milioni di euro. Grazie. Quindi insomma le modalità e le stime di previsione degli ulteriori finanziamenti generati. Grazie. Rispondo subito? Sì. Allora, per quanto riguarda le modalità di accesso per il contributi a fondo perduto, saranno attraverso bando, per cui non ci sarà nessuna discrezionalità da parte dell'ente regione. Ci sarà un bando che verrà pubblicato nel sito della regione, noi poi lo faremo comunicati stampa, lo diremo a voi, lo diremo alle categorie economiche, quindi arriverà capillarmente a tutti. Adesso, il primo sarà nella prima quindicina di giugno. Adesso la data precisa non ve la so dire, ma insomma a breve lo pubblicheremo. Verrà portato in giunta e poi lo pubblicheremo. Gli altri useranno la stessa tipologia, quindi il bando, l'azienda, l'impresa, l'artigiano, il commerciante, il barista accederà al bando e poi fino ovviamente a useramento del plafond verranno date queste risorse. Il calcolo, adesso tutti i calcoli per ogni singolo provvedimento per arrivare al 1,5 miliardi sono un po' complicati. Allora, c'è i fondi di Veneto Sviluppo, quei 120 di cui parlavo prima, siccome c'è un cofinanziamento, una cogaranzia, una corresponsabilità con le banche, loro devono mettere altrettanti 120 milioni, quindi già questo ti dà la misura dei 2,40. E poi c'è tutto un effetto leva che a seconda della tipologia di servizio al credito viene calcolato, sono calcoli ovviamente matematici che portano alla cifra che dicevamo prima. I dati fissi sono comunque siamo intorno, per quanto riguarda le risorse vere siamo intorno ai 500 e qualcosa, insomma, milioni di euro. Scusa, risorse vere intorno ai 500 milioni? Sì, perché come vi dicevo prima, noi abbiamo risorse nostre che mettiamo come Regione Veneto fra riconversione di fondi Porfesere, risorse Veneto Sviluppo, risorse di bilancio, sono 320 milioni. Questi in automatico innescano la compartecipazione sia del Mise che del sistema bancario e anche del sistema produttivo stesso, per esempio per le RIR, per le reti innovative regionali. Quando noi mettiamo 1 milione di euro, le aziende mettono un altro 1 milione di euro proprio nel progetto che fanno, e là arriviamo a 270 milioni, quindi 320 più 270 fanno quella cifra che vi dicevo prima. Bonet. Sì, allora io avevo 3 domande pratiche. 3 domande. Allora, la prima, a chi ci si rivolge per il bando? Mi pare di aver capito, a Veneto Sviluppo, cioè se io ho un'impresa devo guardare a loro. Allora, per quanto riguarda il credito, Veneto Sviluppo è come dire lo strumento, poi in realtà si va con le banche, Veneto Sviluppo fa un accordo bancario, okay, e si va nella banca che verrà pubblicato un elenco delle banche a cui si può accedere.
Poi, seconda domanda, per te, poi l'altra invece per il vicepresidente, sul tema delle banche, perché molte di queste operazioni viaggiano in tandem con la banca e tantissimi imprenditori dicono che è poi lì che si crea l'ostacolo, cioè segnalano che le banche chiedono documenti pazzeschi, non si fidano neppure della garanzia pubblica. Avete pensato a come superare questo ostacolo? Faccio anche già la domanda per il vicepresidente, se mi puoi spiegare nel dettaglio i 320 milioni messi a bilancio della regione, da dove li avete presi? Cioè quali sono i settori da cui avete recuperato questi 300 milioni? Grazie. Allora, per quanto riguarda l'accesso al credito, noi nella delibera, la seconda che abbiamo fatto, quella dei 30 milioni che diventerà operativa a breve con Veneto Sviluppo, lì intanto abbiamo messo dei parametri. Quei 30 milioni sono per la stragrande maggioranza destinati alle BCC e ai confidi. Abbiamo fatto questa scelta perché questi sono i due, istituti bancari che sono per loro natura interlocutori naturali delle piccole e micro imprese. Io non ho adesso nessun problema a dire che noi li metteremo alla prova, cioè noi abbiamo fatto uno sforzo finanziario enorme, li abbiamo dedicati a loro, abbiamo messo dei parametri di qualità in modo tale che si evitino quelle situazioni che abbiamo visto con il 100% garantito dallo Stato. Qui il sistema bancario veneto però lo mettiamo alla prova, nel senso che noi abbiamo chiesto loro uno sforzo anche da questo punto di vista. È una partita che giochiamo in due, se loro non rispondono noi ne prendiamo atto e cambieremo rotta immediatamente, non c'è nessun problema. Federica, Emiliano, scusa. Sì, su questa Marco, in effetti avevo spiegato prima, noi avevamo riallocato nel bilancio regionale quei fondi che erano prima di Veneto Sviluppo, ok? Erano circa 200 milioni e erano rimasti accantonati, chiamiamolo così, per arrivare alla famosa gara. Quando abbiamo optato per la fase emergenziale di andare invece in proroga con Veneto Sviluppo per il tema ovviamente del know-how che dicevo prima, abbiamo rifatto con una variazione di bilancio, rimesso a disposizione la settimana scorsa i fondi a Veneto Sviluppo e oltre a queste somme che sono circa 200 milioni vi erano diversi altri pacchetti che rientravano da Veneto Sviluppo prima e che l'assessore aveva voluto tenere per sé nella propria attività per poi fare questi progetti che ha spiegato, anche per esempio per tutti i temi del fondo perduto, perché è ovvio che se dai a Veneto Sviluppo non c'è il tema del fondo perduto, ma sono progetti che mette in campo l'assessore direttamente. Quindi se ho capito bene sono fondi Veneto Sviluppo e fondi europei. Esatto, sì. Okay. Pederico Emiliano Andrioli. Grazie, Assessore Marcato, buongiorno. Mentre parlava della zona logistica speciale, semplificata per la precisione, l'Agenzia ANSA ha battuto una nota del deputato della Lega Lorenzo Fontana, il quale dice di aver ricevuto in queste ore parere contrario dal governo alla zona economica speciale in Veneto. Lo dice in qualità di primo firmatario di un ordine del giorno al decreto liquidità che proponeva appunto l'istituzione della ZES. Questo cambia qualcosa rispetto alla convocazione del tavolo sulla ZLS? Grazie. No, assolutamente no. Noi avremmo voluto anche la ZES. Noi continuiamo comunque, abbiamo già portato in giunta la costituzione del tavolo. Avremmo dovuto convocarlo per venerdì, ma c'è una riunione concomitante, quindi andremo probabilmente a giovedì o venerdì prossimo. No, noi continuiamo assolutamente, questa è un'opportunità per il territorio straordinaria. Comunque ancora una volta il governo si dimostra sensibile nei confronti dell'area più produttiva del mondo. Emiliano Andrioli. Assessore Marcato, buongiorno. Le volevo chiedere una conferma, se interpreto bene il dato, 3 milioni per la digitalizzazione, o sono di più, forse leggo male io, perché le chiedo questo? Perché questi sono stati comunque sicuramente i mesi in parte ci ha salvato proprio la tecnologia su tutti i fronti, ma ci siamo anche trovati seriamente impreparati, forse per i nostri commercianti, forse per i nostri studenti, e potrei andare avanti, avere più tecnologia a portata di mano e naturalmente di un certo livello avrebbe cambiato anche economicamente, insomma, le sorti che abbiamo vissuto. Dopodiché le chiedo,
siccome è andato via velocissimo prima, mi può spiegare nuovamente invece i dettagli sui saldi, perché appunto c'è l'avvio dei saldi come data al 1° di giugno, però c'è la possibilità di vendite, scusate, di agosto, ma le vendite straordinarie sono invece ammesse dal 1° di luglio. Se mi spiega gentilmente la manovra, insomma. Grazie, sì, Assessore. Allora, confermo, sono 3 milioni, però lei mi dà l'opportunità di fare una specifica sulla banda ultralarga. Allora, tutti noi ci siamo resi conto di quanto determinante sia questa infrastrutturazione digitale. Lo è stata perché i ragazzi e le ragazze a casa comunque dovevano continuare a studiare. Le imprese oggi viaggiano su questi strumenti. Ecco, vi ricordo che il Presidente Zaia 3 anni fa firma un accordo con il governo Renzi, accordo che vede il Veneto destinatario di 320 milioni per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree cosiddette a fallimento di impresa, cioè dove non c'è interesse per le aziende che fanno telecomunicazioni di fare questo tipo di investimento. Noi come contropartita mettiamo 82 milioni di euro, quindi più di 400 milioni per infrastrutturare tutto il Veneto con la banda ultralarga. Il progetto prevede l'ultimazione di questa infrastrutturazione al 2020, 31 dicembre 2020. Ad oggi noi non abbiamo un'utenza collegata. L'amministratore delegato di Open Fiber è uscito con un comunicato stampa un paio di settimane fa dove ha detto che per tutta una serie di motivazioni ci sono dei ritardi enormi e quindi si andrà al 2022, ma, e questa è la bella notizia, per il Veneto e la Lombardia il 2023. Tenete conto che il Veneto e la Lombardia sono le 2 regioni che hanno meno banda ultralarga di tutta Italia ed è il motivo per cui l'Europa aveva messo come precondizione necessaria lo stanziamento delle risorse per queste regioni. Non vi dico il mio stupore quando alla mia domanda precisa fatta a Treviso di fronte ai sindaci trevigiani del perché ci fosse questo ritardo assolutamente inaccettabile, a un certo punto hanno detto: caro assessore, non abbiamo le maestranze. Cioè questi che ha vinto il bando e se ne è accorto dopo non aveva maestranze. È come ti devi fare a casa, dai l'incarico all'impresario, a un certo punto ti arrivi là e lei ancora sentata sulla bicicletta e perché non te lo fai? Cioè non vuole nessuno che fa a casa. Ok? Siamo in queste condizioni. Noi abbiamo fatto una diffida come giunta al Ministero su questo tema e abbiamo scritto anche al Ministero 2 settimane fa dicendo che qualora ci fosse la possibilità di perdere quegli 82 milioni, perché inizialmente c'è questa clausola, di perdere quegli 82 milioni, noi non siamo responsabili e ci faremo tutto quello che è in nostro possesso per difenderci, insomma. Questa è la situazione per la banda ultralarga. Per i saldi gentilmente? Sì, allora i saldi abbiamo deciso di farli al 1° di agosto perché così chiedevano le associazioni di categoria e la norma prevede che nei 30 giorni prima del giorno dei saldi non si possono fare promozioni. Abbiamo tolto quella clausola, anche là ce l'hanno chiesto e noi abbiamo fatto la delibera di giunta, l'abbiamo tolta perché a detta delle categorie economiche di Federmoda, insomma degli interessati a questo settore, questa procedura consente loro di rimettere in moto l'attività e quindi per dar loro incontro abbiamo fatto questa modifica. Grazie Assessore. Grazie a lei. Concludiamo con Andrioli, poi se c'è un altro giro vediamo. No, ma è solo una piccola puntualizzazione perché siccome sono negati in matematica. Capito. E ha fatto il liceo scientifico. No, vengono poi 111 milioni di euro dai contributi a fondo perduto. Prego. Ho fatto il conto, 20 più 9 più 3 più 12 più 47 più 20 viene poi 111. A chi togliete quel numero? Dove lo mettete? Erano esigenze di arrotondamento. Sì, no, ma sono quelli che dice lei. Allora, sì, sono 111. Ma siccome parliamo di milioni? Sì, no, ma sono. Hai ragione. Ma dov'è quello? No, sopra il titolo va messo 111.
Serie da peso, serie di rinnovata. Altre domande? Possiamo chiudere qui? Grazie. Grazie mille. E buon lavoro.